Siciliano, fino ad oggi siamo abituati nel banco di scuola a vedere carta e penna, un quaderno, un libro, una matita, una penna. Da oggi in poi vedremo i robot? Allora, io insegno robotica da 30 anni e il mondo sta cambiando, nel senso che tra l'altro la scommessa è vedere ogni anno una nuova generazione di ragazzi e quelli che ora sono studenti del mio corso di robotica, io insegno all'ultimo anno della magistrale, sono già dei nativi digitali. Io continuo a fare lezione, lei diceva carta e penna, io utilizzo comunque il metodo pedagogico classico del gesto e lavagna, perché sennò poi con le slide si va troppo veloce. Però perché è cambiato? Perché i ragazzi hanno dei supporti multimediali, per cui ora vengono col tablet a lezione e prendono appunti direttamente sul file PDF, che è la traccia della lezione che io fornisco loro. Tra l'altro ne parlavo proprio ieri sera a cena con i colleghi di Sardegna Ricerche del progetto IDEA. Un'altra rivoluzione epocale che sta avvenendo è quella dei cosiddetti MOOC, cioè dei Massive Online Open Course, cioè sono dei corsi offerti per il web, quindi questo è la piattaforma del web learning sulla quale il mio Ateneo, l'Università di Napoli Federico II, è molto attivo. Noi siamo la prima piattaforma in Italia di web learning, la piattaforma federica.eu. Bene, io ho registrato l'intero corso di robotica su 12-15 CFU che insegno nel corso di laurea a Napoli per una platea virtualmente illimitata. Qui però oggi stiamo parlando di insegnamento della scuola elementare e media. Certo, ma infatti uno può pensare che la robotica sia talmente complessa. Io insegno sempre all'ultimo anno, quindi insegno quasi a dei futuri ingegneri, ma in realtà la robotica è già entrata nelle scuole medie, nelle scuole elementari. Oggi un bambino di 10 anni, un ragazzino di 10-11 anni con un Arduino e con una spesa che si aggira intorno a 40-50 euro, può costruire in casa un robottino e soprattutto capire quali sono i meccanismi percettivi, attivi e cognitivi che consentono alla macchina di essere intelligente rispetto a un qualunque giocattolo meccanico con il quale il bambino viene a interagire. Anzi, la robotica e i robot sono uno strumento eccellente per il cosiddetto edutainment, cioè il fatto di andare a divertirsi imparando, oppure imparare, cioè insegnare facendo divertire i bambini e i ragazzini. Quindi in realtà la robotica, per esempio la prossima settimana io farò una presentazione in una scuola media della provincia di Napoli e parlerò del ruolo dei robot nella società. E devo dire che la percezione stessa, soprattutto dei nativi digitali, sta cambiando, nel senso che noi adulti avremmo un attimo di angoscia un domani a interagire con una macchina che abbia la stessa sembianza, lo stesso aspetto magari di un essere umano, di un androide, oppure un aspetto di ispirazione zoomorfa, tipo un cagnolino, una foca robotica. I nativi digitali, essendo cresciuti in questa nuova tecnologia, hanno molto meno angoscia a interagire un giorno quando cresceranno, a trovare, magari venire qui a Cagliari, andare in albergo e trovare un receptionist che possa essere un robot. Questo è un qualche cosa che in Giappone e in Asia è già successo e che presto succederà anche in Europa e in Italia. Però vorrei fare una riflessione importante su questo punto, perché uno può pensare che a causa, oppure uno può dire grazie, no? Se uno vede il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, a questa tecnologia ci stiamo in qualche modo appiattendo, ci stiamo globalizzando, no? Siamo diventati tutto il mondo uguale. In realtà non è così, perché secondo me noi stiamo vivendo, grazie al supporto delle tecnologie, una sorta di nuovo umanesimo digitale, nel senso che in tutto questo percorso, in tutto questo evoluzione della società, l'uomo, grazie al fatto che ha delle tecnologie sempre più potenti, ha molto più tempo per pensare, ha molto più tempo per esprimere la sua creatività, perché viene meno alienato da una serie di mansioni, lavori che possono essere anche noiosi da questo punto di vista. Quindi paradossalmente uno può pensare che i robot vanno a sostituire gli esseri umani. In realtà il robot è uno strumento di compagnia che coabiterà il mondo insieme agli esseri umani. Infatti immediatamente mi veniva da chiederle, ma non è che così i giovani andranno a inficiare quelli che sono i rapporti sociali? Allora diciamo che magari non perderanno i rapporti sociali, ma magari cambieranno. Cambieranno, infatti questo si osserva già per quanto riguarda i robot per i bambini e per gli anziani.
nel senso che il robot babysitter o il robot badante è già una realtà e infatti i bambini e gli anziani sono quelli più avvezzi, diciamo, a interagire con questa nuova tecnologia. D'altra parte, anche da un punto di vista proprio sociologico, probabilmente può essere più affidabile un robot piuttosto che un essere umano, nel senso che spesso noi leggiamo nei media di un babysitter che ha percosso i bambini per esempio in una famiglia, oppure a volte anche negli asili succedono queste cose, oppure di un badante, di una badante che ha percosso un anziano. Beh, questo con la macchina ovviamente non succede se è programmata bene. Alla stessa stregua, un'altra cosa che bisogna considerare e che secondo me finora è stata parzialmente sottovalutata è il fatto che nel momento in cui noi rendiamo queste macchine sempre più intelligenti dovremo accettare che le macchine, avendo anche una memoria di quello che fanno, potranno reagire al comportamento con gli umani. Nel senso, così come a me può essere più simpatico una persona rispetto a un'altra, no? Più amichevole, il robot un domani si potrà accorgere che l'utente, chi interagisce, sia una persona che lo tratta bene o la tratta bene, dipende, diciamo, sul sesso del robot possiamo, diciamo, iniziare a discutere, e che quindi possa, diciamo, presentarsi in maniera più amichevole, più disponibile con delle persone umane. Quindi questa è un pochettino la scommessa di avere delle macchine che in inglese si chiamano sentient machines, cioè macchine che siano in grado, talmente intelligenti, anche di elaborare dei sentimenti. E quindi è chiaro che noi dobbiamo prepararci a questa sfida ed è ovvio che portando la robotica nell'educazione, dalle elementari, dalle medie, è la strada giusta, così come, diciamo, internet nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha rappresentato un passo importante, per cui un bambino prende uno di questi oggetti senza leggere il manuale di istruzione e ha, diciamo, quello che in inglese si chiama plug and play, cioè lo carica e lo inizia a utilizzare. Questo potrà succedere un domani anche per un qualche cosa che potremmo pensare personal robot, che chiunque sia in grado di utilizzarlo in maniera intuitiva senza magari conoscere la fisica, la matematica, la programmazione di come si utilizza. Ed è questo, diciamo, sul quale poi la ricerca si sta confrontando per la diffusione e l'utilizzo sociale dei robot. Di quale domani si sta parlando? Di un domani che poi non è molto lontano, nel senso che, diciamo, fra 5-10 anni potremo avere i robot in qualunque ambiente sociale. Per esempio, pensiamo, non so, nel campo, una delle grosse, del grosso utilizzo sociale nel campo della salute. I robot possono, per esempio, i cuccioli di foca robotici sono utilizzati non solo per l'intrattenimento degli anziani, ma per il trattamento delle forme di autismo precoce nei bambini. E il fatto di utilizzare un cucciolo robotico invece che un cucciolo animale per cercare di fare aprire il bambino da un punto di vista relazionale è quanto mai importante. Prima perché il cucciolo robotico è più docile di un cucciolo animale che potrebbe fare un movimento inconsulto, ma poi attraverso la macchina si può registrare il progresso del bambino in maniera oggettiva e non legato soggettivamente al terapista più o meno bravo. Quindi è chiaro che questo è un qualche cosa che sta avvenendo e che in realtà in Asia e in Giappone è già così. Prova ne sia che per esempio Pepper, che è un robot che, diciamo, si vede spesso nei media, è stato dato con un programma pilota a 5.000 famiglie giapponesi che hanno potuto acquistarlo a un prezzo decisamente ridotto rispetto al valore della macchina e che lo hanno in casa come robot companion. Quindi è un robot che intrattiene la famiglia, che fa delle foto, ricorda le scadenze e soprattutto rispetto a un qualunque anonimo schermo, oppure pensiamo tipo, non so, Alexa, come si chiama, quella, diciamo, ora uscita, no? Così. La differenza qual è? Che è un qualche cosa che si muove, c'è un'azione fisica ed è questo che poi va a connotare quello che è, diciamo, l'intersezione tra la robotica e l'intelligenza artificiale di cui ora si sente tanto parlare nei media, no? C'è un mondo digitale, c'è un'interazione cognitiva, un'interazione sociale, però nel momento in cui noi vogliamo studiare i robot c'è un'interazione fisica ed è proprio, diciamo, sulla sicurezza, sull'affidabilità e sull'accettabilità di queste macchine che realizzano delle azioni fisiche che, diciamo, si poggia quella che è la sfida a venire dei prossimi 10 anni della ricerca e soprattutto del trasferimento tecnologico di questa ricerca che sia utile alla nostra società. Grazie e buon lavoro. Grazie.